Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Oggi, sabato, saremo in diretta fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un fine settimana, possiamo dire, transitorio per quanto riguarda il Covid. Sappiamo che aumentano i casi, Omicron dilaga, Omicron corre, questo lo sanno tutti, ma inizia a scendere la pressione sulla sanità in Veneto, cominciano a scendere i numeri dei ricoveri. C'è da capire che cosa sta succedendo, se stanno cominciando a incidere i vaccini, se stanno cominciando a incidere tutte le pratiche che tutti portiamo avanti quotidianamente per arrivare alla fine di questa emergenza. Ne parleremo nel corso della nostra informazione. Noi siamo già pronti per collegarci con i nostri giornalisti che da Padova, da Vicenza ci racconteranno che cosa succede in questi territori. Però iniziamo dalla Marca Trevigiana, perché c'erano stati problemi grossi per i punti tampone, soprattutto i punti tampone con l'uso delle auto, con colonne chilometriche, e tutto questo poteva portare anche all'esplosione, possiamo chiamarla così, dei sistemi di tracciamento indispensabili comunque in questo momento, anche se molto difficili. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'ULSS 2, che ha deciso di potenziare i Covid Point, ma tutto questo lo vediamo fra poco, perché abbiamo Valentina Visentin che si è collegata da Padova. Valentina, buongiorno, che cosa succede a Padova oggi? Sì, buongiorno Ferdinando. A Padova, come altre città del Veneto, Open Day vaccinale per i bambini, per la fascia 5-11 anni, quindi ai padiglioni 6 e 8 della fiera di Padova ci sarà appunto queste 2 giornate, sabato e domenica, ad accesso libero per la vaccinazione, una vaccinazione che deve avere una spinta molto importante, perché anche a Padova sono aumentati i ricoveri tra i bambini e la popolazione infantile, quella in età pediatrica, è tra le più colpite da questa quarta ondata. A dimostrazione ci sono i numeri elevati di classi in quarantena. Secondo l'ultimo report dell'USL 6 sono ben 172 le classi in quarantena in tutta la provincia di Padova, oltre 3.000 studenti coinvolti. Parliamo non solo di scuole nidi e infanzia, ma anche primarie e secondarie, quindi insomma numeri che difficilmente si erano visti nelle passate ondate del Covid, così come purtroppo il Covid è rientrato nelle case di riposo, anche se con una fotografia e con una situazione decisamente diversa e possiamo dire più rincuorante rispetto all'anno scorso, perché mentre l'anno scorso dovevamo raccontare di molti decessi, quest'anno vi parliamo di contagi, è vero sì, tra gli anziani sono 135 suddivisi nelle varie case di riposo della provincia, ma sono anziani asintomatici con sintomi lievissimi, dove in nessun caso si è ricorsi all'ospedalizzazione. Questo perché è stata completata con successo la campagna vaccinale e tutti quanti hanno ricevuto la terza dose, così come gli operatori sociosanitari delle case di riposo, 142 quelli attualmente positivi, ma tutti senza sintomi. Quindi, come potete vedere, i numeri del contagio sono alti, ma la situazione clinica è diversa. Tuttavia il numero dei ricoveri resta comunque alto, anche se stabile, sia per quanto riguarda l'azienda ospedaliera che per quanto riguarda gli ospedali dell'USL 6, dove sempre nelle terapie intensive dobbiamo raccontarvi di pazienti giovani non vaccinati che popolano e che occupano i letti delle terapie intensive, per la maggior parte parliamo di oltre l'80%, perché per esempio a Padova su 28 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 sono non vaccinati, giovani adulti, gli altri sono anziani con più patologie. E poi c'è tutta la parte di quelle persone che vengono chiamati Covid per caso, ovvero pazienti che vengono ricoverati in ospedale per altri motivi, perché devono subire un intervento o fare altre visite, e ai controlli iniziali di accettazione con il tampone, che ormai viene fatto sempre, scoprono di avere il Covid. Valentina, a parte tutto il malloppo importantissimo sul Covid, sappiamo che comunque la cronaca padovana non si ferma mai. Oggi c'è una ricorrenza, è una data un po' particolare per Padova e provincia.
Sì, oggi ricorrono i 6 anni dalla morte di Isabella Noventa, da un delitto che ha scosso non solo Padova ma tutta la provincia, un delitto che è vero è stato risolto sulla carta ma di fatto non ha mai avuto la completezza perché il corpo di Isabella non è mai stato ritrovato. Isabella Noventa a 6 anni dalla morte verrà dichiarata ufficialmente morta, anche se il suo corpo non è mai stato ritrovato, e questo servirà quantomeno alla famiglia per porre insomma il capitolo fine a questa vicenda, anche se purtroppo la mamma di Isabella è morta prima di poter avere una risposta sulla fine della figlia, perché le tre persone che sono in carcere non hanno mai fatto ritrovare il corpo. I fratelli Sorgato, che sono stati condannati a 30 anni di carcere, che sono gli autori del delitto, e la tabaccaia Manuela Caco, che è stata condannata invece a 16 anni, l'unica che ha fatto delle ammissioni che ha permesso insomma poi di condannare a 30 anni i fratelli Sorgato, perché in quanto autori del delitto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 a Noventa Padovana, nell'abitazione appunto di Freddy Sorgato. Allora, Ricordiamo Valentina, che poi... ti interrompo perché abbiamo già il servizio, vediamo il servizio che avete preparato con la redazione di Padova, poi al ritorno chiudiamo il collegamento con le altre notizie al territorio. Vediamo il servizio su questi 6 anni. 6 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, veniva uccisa Isabella Noventa. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato e ora, a 6 anni dal delitto e dopo la conferma della Cassazione a fine 2020 della condanna dei fratelli Deborah e Freddy Sorgato e della tabaccaia Manuela Cacco, lo Stato dovrebbe dichiarare la morte della donna. Il fratello Paolo Noventa, tramite il suo avvocato, ha confermato che ha presentato la domanda al giudice per dichiarare la morte e tra pochi mesi dovrebbe arrivare il documento di decesso avvenuto. Nel frattempo, in carcere, i fratelli Sorgato, condannati entrambi a 30 anni per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, non hanno mai mostrato pentimento e non hanno mai fatto ritrovare il corpo della povera Isabella. In un primo momento avevano detto che Isabella era morta a seguito di un gioco erotico finito male e di averla gettata nel Brenta, una versione che non ha mai trovato riscontro e che non ha mai convinto gli inquirenti. Durante le ricerche nel fiume era morto anche un sommozzatore della Polizia di Stato. L'unica a fare delle ammissioni sul delitto era stata Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante di Freddy, che nelle ore seguenti al delitto aveva anche indossato il giubbotto di Isabella ed era andata a passeggiare a Padova facendosi immortalare dalle telecamere cittadine per simulare un allontanamento volontario della segretaria di Albignasego. Dopo l'arresto avvenuto il 16 febbraio 2016, la Cacco confessò che Isabella invece era stata uccisa e colpita alla testa da Deborah Sorgato in casa di Freddy. Valentina, una storia che ha scosso l'opinione pubblica padovana e non solo, una storia piena di colpi di scena, di ripercussioni, di novità, addirittura tragedie come quella della scomparsa del subacqueo che stava cercando il corpo. Davvero una vicenda di cronaca nera che non sembra voler trovare una soluzione se non processuale, perché questa la verità del processo c'è, ma la verità poi dei fatti la stiamo ancora aspettando tutti quanti. Valentina, prima di lasciarti andare, un'ultima battuta sull'eventuale cronaca padovana di oggi. C'è già qualcosa in giro? Beh, cronaca legata al Covid, perché oggi è 15 gennaio e scade tra le altre cose uno degli ultimatum degli hacker che hanno hackerato il sito, i server dell'USL Saiogane lo scorso 3 di dicembre. Il 15 gennaio scade una delle due richieste di riscatto che è stata fatta appunto da questi hacker, nel frattempo i dati sono passati di mano in mano a diverse gang di hacker, anche se l'USL ha detto di aver messo in salvo comunque tutto quanto, ma di fatto oggi scade una richiesta di riscatto e si dovrà capire se questi hacker poi sono intenzionati a pubblicare i dati sensibili di cui sono venuti in possesso, appunto entrando e violando le barriere di sicurezza dei server dell'USL. Sai, questa è cronaca, anche se comunque strettamente legata alla situazione pandemica. Anche perché potrebbe avere dei risvolti, vedremo in giornata se succederà qualcosa, se ci saranno sviluppi clamorosi. Noi comunque saremo pronti a raccontarli come sempre ai nostri telespettatori. Valentina, grazie per questo collegamento. Se ci sono novità, Valentina Visentin da Padova ci chiamerà in qualsiasi momento fino alle 13 per darci notizie da Padova e provincia. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità padovane in apertura del nostro telegiornale. Adesso torniamo dove eravamo rimasti, ovvero nella Marca trevigiana, con i tentativi, le mosse messe in atto dall'azienda sanitaria per risolvere il problema delle code al centro tamponi, ma soprattutto con l'esplosione, la diffusione davvero immane della variante Omicron. Non sono ancora arrivati i dati di questa mattina, ci hanno fatto sapere dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che arriveranno con un po' di ritardo. Abbiamo quelli dei vaccini, ma li vediamo fra poco. Vediamo intanto il servizio su quello che sta accadendo nella zona della provincia di Treviso. Andremo a rafforzare la dogana con ulteriori linee in modo tale da poter passare ai 3.000 tamponi al giorno e quindi avere un po' di sollievo per quelli che attualmente stanno facendo le code. Scatta anche a Treviso, come in altre ULSS del Veneto, il piano anticode ai Covid Point, e non potrebbe essere altrimenti dopo l'ennesima giornata di passione vissuta da operatori e utenti. L'ex dogana, dove da lunedì si passa da 4 a 7 linee, resta la situazione più critica, oggetto di un confronto ormai quotidiano tra sindaco e ULSS. Abbiamo la tangenziale completamente paralizzata stamattina, addirittura da San Lazzaro. Ovviamente il numero di tamponi che stanno eseguendo è davvero elevatissimo, si parla di migliaia di persone e quindi automaticamente migliaia di macchine incolonnate. Ma non c'è solo l'ex dogana, la direzione generale sta valutando infatti la riapertura a tutte le fasce d'età anche di quei Covid Point dedicati alle scuole, come quello di Dosson. Se vediamo come immagino che si possa gestire, come stiamo gestendo bene il discorso delle scuole, quindi con orari prestabiliti e con giorni prestabiliti, si possa aprire un mattina a pomeriggio anche per quelli che non sono minori, in modo tale da alleggerire soprattutto l'ex dogana. Per Benazzi l'assalto di queste ore si può anche spiegare con la necessità di effettuare i tamponi di uscita per tutti quei soggetti che si sono infettati durante le festività. Per questo si prevede un calo fisiologico, ma la vera svolta per un tracciamento ormai al collasso potrebbe arrivare solo dal recepimento a livello nazionale della proposta del presidente Luca Zaia, quella di non considerare casi i soggetti positivi asintomatici, linea sulla quale il CTS sta prendendo tempo. È una rivoluzione copernicana intelligente, darebbe la possibilità di essere seguiti, come dicevo prima, seguite le persone che effettivamente hanno una positività con sintomi e lasciate tranquille le persone che si fanno i loro 5 giorni a casa senza sintomi e poi possono riuscire senza problemi. Una scelta quasi obbligata guardando al dilagare del contagio e al peso crescente di Omicron, che sembra correre più del previsto. A Treviso l'incidenza minore del Veneto comunque al 50%, oltre l'80% invece nelle province meno popolose di Belluno e Rovigo, tra il 60 e il 70 a Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Sullo sfondo il giallo di giornata, data per certa è stata poi smentita la circolare ministeriale con cui si dava l'indicazione di non conteggiare nei ricoveri in area medica Covid i pazienti positivi non sintomatici, pur garantendo loro un percorso differenziato, quelli che lo stesso Benazzi ha definito positivi per caso. Una decisione in tal senso dovrebbe però essere imminente. Attenzione, Omicron continua a fare danni soprattutto ai non vaccinati. Questo l'abbiamo visto, purtroppo lo continuiamo a vedere. È chiaro che bisogna fare il booster. Allora, come sempre ci sono i distinguo, ci sono i puntini sulle i che riguardano, come è stato detto in questo servizio, il fatto che la variante Omicron non si stia trasformando in una semplice influenza. Prova ne sia che i ricoveri sono ancora tanti, sono ancora alti i numeri, c'è una lieve flessione nell'ingresso da parte di persone positive in terapia intensiva e in area non critica, ma questo non vuol dire nulla se non che la variante Omicron sta davvero correndo molto. Le autorità dicono attenzione, non abbassiamo la guardia in questo momento, non iniziamo a smettere di portare le mascherine, di fare tutte quelle cose che ci permettono di stare sicuri, igienizzazione delle mani, attenzione agli assembramenti, quindi si va forse verso un cambiamento, ma naturalmente servono ancora tutte le precauzioni del caso. Servono le precauzioni anche a scuola, perché il mondo della scuola è quello più colpito in questo momento dalla variante Omicron. Abbiamo fatto il punto con l'azienda sanitaria della provincia di Vicenza.
Sono 3.326 i casi positivi al Covid in più rispetto a ieri nei territori di competenza dell'Usberica. Il dato rende evidente quanto sia elevata la pressione dell'ultima ondata Covid sulla sanità. Di positivo sembra essere però il dato sulla crescita dei ricoveri. Da qualche giorno siamo intorno ai 200 ricoveri, oggi siamo a 206. Soprattutto in terapia intensiva rimangono costanti tra 15 e 16, oggi sono 15, e sicuramente non c'è quell'andamento dei ricoveri che abbiamo avuto fino alla settimana scorsa, che appunto arrivavano 7-8 pazienti da ricoverare. È presto dire se siamo al plateau, però comunque ecco, registriamo questo. Fondamentale resta la vaccinazione. Un dato preoccupante sono i circa 20.000 vicentini che, pur essendosi vaccinati con la prima e la seconda dose, pur avendo maturato il tempo idoneo, non si sono nemmeno prenotati per effettuare la dose booster. Raccomando a queste persone la prenotazione e l'accesso ai centri vaccinali di popolazione. È vero, il Green Pass ha una durata maggiore dei 120 giorni, ma noi dobbiamo pensare alla protezione che come individuo e come collettività ci dà la dose booster, soprattutto rispetto anche alle ultime evidenze scientifiche della variante Omicron, che sembra in grado di indebolire gli anticorpi dopo appunto 4 mesi che ci siamo creati con il primo ciclo di vaccinazione. La variante Omicron non colpisce le diverse zone in modo omogeneo. In Veneto la provincia di Vicenza si piazza al 5° posto con una frequenza pari al 65%, la capolista Belluno è all'83%, mentre Treviso chiude la classifica con il 50%. Dato in crescita nel Vicentino sono i positivi in età pediatrica, 56 oggi le classi in DAD, erano 13 solo mercoledì scorso. Noi adesso abbiamo un'occupazione di posti letto che riguarda i pazienti Covid che arriva al 20%, in precedenza non arrivavamo a queste percentuali, quindi questa ondata di interessamento sta interessando in modo particolare l'età pediatrica, quindi senz'altro un trend in crescita. Per agevolare la vaccinazione dei più piccoli, domani e domenica saranno aperti i centri vaccinali di Montecchio Maggiore e Torre di Quartesolo. In tutto il Veneto sono attive proprio in queste ore le vaccinazioni pediatriche, anzi, visto che ci siamo, diamo un'occhiata alla situazione della campagna vaccinale, così da capire quanto sta correndo questa iniziativa importantissima organizzata dalla Regione del Veneto. Abbiamo in Veneto somministrato 52.031 dosi nella giornata di ieri. Questi sono i dati che riguardano la giornata di ieri fino alla mezzanotte, quindi mancano quelli delle vaccinazioni pediatriche odierne, di cui avremo possibilità di darvi conto magari in giornata o al massimo domani. Sono 4.248 le prime dosi, segno che comunque c'è un aumento davvero importante nel numero delle persone che si avvicinano alla campagna vaccinale. Sono 2.937 le terze dosi, i cicli completati, segno che si sta arrivando al momento di stanca di questa fase particolare della seconda dose, mentre la terza dose corre verso le 50.000 inoculazioni al giorno. La gran parte delle inoculazioni quotidiane sono addizionali booster, sono 44.000. Il Veneto ha somministrato 99,5% delle dosi a disposizione, delle dosi fornite, quindi vuol dire che il Veneto sta davvero marciando spedito con le somministrazioni. Questi sono i dati connessi però al numero dei residenti, quindi l'80,7% della popolazione totale in Veneto ha la prima dose, il 78,1% ha la seconda dose, il 45,9%, ecco il dato, ha la dose booster. In realtà sono più corrispondenti alla situazione attuale questi dati che riguardano le somministrazioni rispetto alla popolazione vaccinabile, e quindi vediamo che l'88,1% dei veneti vaccinabili ha la prima dose, l'86,4% ha la seconda dose. Sono dati molto molto alti che ci confermano come, tra l'altro col 100% degli anziani, 99,4% degli over 80, 94,2%, vedete questo dato delle persone fra i 70 e i 79 anni, vuol dire che la copertura comincia a essere davvero importante. Per quanto riguarda la terza dose, è stata superata la metà
dei veneti vaccinabili, siamo a quota 50,9% con l'83% degli anziani degli over 80 vaccinati, 77% degli over 70, 79 anni che hanno ricevuto la terza dose. C'è anche il tabellino dei più piccoli, ovvero di chi è compreso fra 5 e 11 anni, e viene inserito nella campagna vaccinale ad hoc con 22,3% hanno almeno una dose e siamo già al 4% dei residenti con il ciclo completo. Questo significa che anche questa parte, questa campagna vaccinale pediatrica ha preso un abbrivio importante. Vedete che non è prevista la terza dose per ora in questo momento, non sappiamo poi cosa succederà. Sappiamo che le dosi che vengono inoculate ai più piccoli, che ricordiamo anche per loro è facoltativo l'accesso alla campagna vaccinale, sono ridotte e diversificate. Per ora non è prevista la terza dose, vedremo che cosa accadrà. Queste sono le percentuali. Poi magari carichiamo questa tabella sui nostri social in modo che possiate vederla, e queste sono le medie settimanali di questo periodo. Potete vedere che con i numeri raggiunti nelle ultime settimane si fa il paio con i picchi altissimi di questa estate. Quindi dopo il periodo di stanca di novembre la campagna vaccinale riprende slancio. In vista di cosa? Di un'altra dose, di una chiusura definitiva? Questo non lo sappiamo, possiamo solamente raccontarvelo tutti i giorni qui nel Focus TG, nei nostri telegiornali, e aggiornarvi su quello che succede. Detto questo, vista questa tabella, noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, speriamo di potervi dare anche i dati dell'emergenza che dovrebbero arrivare a momenti. Comunque abbiamo ancora tanti servizi da vedere, collegamenti, notizie dal Veneto. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Stiamo parlando di emergenza coronavirus, stiamo parlando della pressione di questa fase del Covid sulla sanità, pressione che sta un po' diminuendo, almeno secondo alcuni dati che arrivano dalle aziende sanitarie del Veneto. La variante Omicron invece, lo sappiamo, dilaga, sta correndo moltissimo, il picco non è ancora stato raggiunto, pare che secondo le informazioni fornite anche dal Presidente Zaia qualche giorno fa è plausibile pensare che si possa arrivare al picco attorno al 20 al 23 di questo mese, quindi fra una settimana ancora abbiamo tempo di vedere numeri ben più alti di quelli che abbiamo visto nell'ultimo periodo, segno che l'attenzione deve essere sempre massima. Ne abbiamo parlato anche con i vertici dell'ULSS 7 Pedemontana per fare un po' il quadro, vedere un po' il quadro della situazione sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che per le scuole che per le vaccinazioni. Sentiamo. Il virus corre, ma da giorni si nota anche nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana una minore pressione sulla sanità. Abbiamo purtroppo sempre tantissimi positivi, anche ieri oltre 1000 i nuovi positivi nella nostra azienda pedemontana. Purtroppo c'è una diffusività del virus importante. Omicron comunque dilaga e non bisogna abbassare la guardia. Diventa fondamentale andare a rispettare quelle che sono e applicare quelle misure fondamentali che sono sempre il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina e soprattutto, oltre all'igiene delle mani, è importante vaccinarsi. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e tornano anche le sessioni dedicate ai più piccoli. Andiamo domani anche ad fare delle giornate dedicate, anche domenica, sia ad Asiago, sia a Bassano Robrico, sia a Schio, per favorire la vaccinazione pediatrica. Quindi c'è la possibilità sia di prenotarsi che di accedere liberamente. L'importanza del vaccino è confermata pure dai dati che arrivano dalle terapie intensive degli ospedali dell'ULSS 7. Il dato è veramente sempre più evidente, soprattutto nelle rianimazioni. Abbiamo ad oggi 14 pazienti e 12 sono non vaccinati e quindi sicuramente abbiamo visto come il paziente non vaccinato è quello che ha più problematiche per andare ad essere
essere ricoverato nei reparti di terapia semi-intensiva ed intensiva. Il mondo della scuola, dopo la prima campanella al termine delle vacanze invernali, sta vivendo ore molto complicate. Abbiamo visto che con la riapertura delle scuole purtroppo i casi sono tornati ad essere importanti, abbiamo già 100 classi in totale sotto sorveglianza, vuol dire che anche la popolazione in età scolare purtroppo contribuisce alla diffusione del virus, però è importante, ripeto, correre a vaccinarsi, che rappresenta lo strumento fondamentale. Vediamo se riusciamo a parlare di vaccinazioni anche con la nostra redazione vicentina. C'è Daniele Garbin che ci aspetta in collegamento. Buongiorno Daniele, qual è la situazione nell'area iberica, prima di tutto con l'emergenza Covid, poi con tutto il resto? Buongiorno, sì, Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Confermo, infatti, proprio aderendo alla stessa iniziativa regionale, anche Vicenza oggi e domani ha aperto i 2 centri vaccinali a Torre di Quartesola, a Montecchio, proprio per la fascia 5-11, che è la fascia che è più colpita, come diceva anche nel servizio precedente, e comunque effettivamente è quella che è più indietro con la campagna vaccinale ed è quella che è più soggetta. Ci sono in questo momento 7 bambini ricoverati al pronto soccorso, una in terapia intensiva anche in maniera abbastanza grave, e soprattutto è la profilassi per questi casi, quando sono costretti a ricovero, sono soggetti a un trattamento anche molto invasivo, pesanti con il cortisone. Infatti il responsabile, il primario, il dottor Bellettato, ieri proprio metteva in evidenza questo. Allora diceva quando si interviene circa il 60% dei pazienti, dei casi che accedono all'ospedale pronto soccorso di Vicenza, al San Bortolo, sono circa 35, il 60% appunto è positivo, e quindi dover poi intervenire in questo modo è veramente pesante per questi pazienti piccoli. Veramente è il caso di vaccinarli. Infatti portava anche lui stesso dati soprattutto statistici americani, dove la sperimentazione e la raccolta è più avanti, e dicevano sono veramente risibili gli effetti collaterali. Ecco perché è importante che i genitori, che possono aver avuto anche comprensibili preoccupazioni sul far vaccinare i propri figli, in realtà in questo momento è il caso che mettano da parte, se questa era la paura, questo tipo di preoccupazioni. E infatti oggi e domani siamo proprio andati, la collega Luisa Bertini proprio è lì in questo momento a vedere com'è la situazione, ma proprio c'è stato ieri questo accorato appello ad aderire. Abbiamo già qualche informazione sull'eventuale adesione da parte delle famiglie? In questo momento dati aggiornati no, sappiamo che si è partita questa mattina, il problema era che essendo un open day ci si può presentare senza prenotazione, quindi è ovvio che veniva consigliata comunque, per avere la certezza di non avere intasamenti, assembramenti. Anche questo era un altro elemento per chi voleva poi aderire, è possibile farlo senza prenotazione, però al momento è accesso libero. Certo, ricordiamo che la possibilità di accedere alla questo fine settimana di vaccinazioni pediatriche da parte di tutte le ULSS del Veneto è stata data anche senza prenotazione, proprio per agevolare le famiglie. Magari qualcuno decide all'ultimo momento, magari qualcuno non ha voglia di prenotare, di fare telefonate, recandosi o comunque di farlo tramite web, recandosi sul posto è possibile accedere direttamente, subito, e immaginiamo con tempi anche piuttosto ridotti, perché comunque non ci parlano di file chilometriche per quanto riguarda i vaccini. Cosa diversa sono i tamponi, ma sappiamo che ormai il sistema di tracciamento sta un po' vacillando in tutta la regione. Daniele, abbiamo altre notizie dal Vicentino? Ma a dire la verità, oggi stiamo seguendo la questione della concia. Sono in arrivo 10 milioni della fonte del Confartigianato nel settore, che è un settore che ha avuto delle difficoltà, ha avuto in prospettiva di crescita. Il problema, abbiamo sentito l'assessore al lavoro Elena Donazzan, proprio un commento con il suo tavolo in questo momento. Un punto critico è proprio la parte dei contratti. Ci si trova di fronte a delle sigle sindacali che non sono rappresentative della maggior parte dei lavoratori, e quindi l'applicazione del contratto, che poi significa anche garanzia per la popolazione, perché dentro ci sono tutta una serie di elementi che vanno anche a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, in realtà a volte
vengono firmati senza poi avere una vera e propria rappresentanza. E questo è un po' l'anello debole, e quindi questo è un argomento in questo settore specifico, in prospettiva proprio dell'arrivo anche di questi fondi. Il comprensorio iberico, soprattutto la parte Zerneghedo, Arzignano, Montebello, è il più grande a livello nazionale. Quindi ricordiamo Daniele che il settore della concia è da tanto tempo un tassello imprescindibile dell'economia vicentina e quindi dell'economia non solo iberica ma anche veneta, perché sappiamo anche quali sono state le vicende, le difficoltà che sta attraversando il settore. Sì, infatti proprio questo, soprattutto dopo anche un po' la fase così a ridosso delle elezioni, per esempio sto pensando a Zermeghedo, dove comunque noi avevamo sentito i cittadini preoccupati, pari quasi il bivio tra la sicurezza, la salute e il lavoro, si aspettavano in questa fase un momento proprio di presa di coscienza e di un innalzamento dei livelli di sicurezza. È un po' la questione di fondo di non dover subire questo dilemma che è veramente inaccettabile, giustamente. Daniele, siamo in chiusura di collegamento, abbiamo ancora qualcosa di cronaca da dare ai nostri telespettatori o vediamo stasera nel TG? Noi oggi per esempio parleremo ancora, adesso guardiamo un po' la scaletta in questo momento, sono stati 2 casi di incidenti ieri sera, di un incendio a Thiene e a Schio, un ribaldamento di un mezzo, per fortuna non così particolarmente gravi feriti. C'è un condominio che è stato in questo momento a Thiene isolato e attendono l'autorizzazione dei vigili a entrare. Ecco, non ci sono casi solo feriti, qualcuno questo è l'evento. E poi torniamo a parlare del presepe un po' più leggero, ma fino a un certo punto, di Castelnovo, quello nella frazione di Isola Vicentina, perché la denuncia per quel bambino, Gesù bambino deturpato, ha fatto veramente tanto rumore, soprattutto non solo nel paese, ma proprio in zona, ritorna, quindi c'è un appello del sindaco a presentarsi, anche lui ha voluto intervenire, perché in questo momento ancora non ci sono novità e attendono questa forma di riparazione, diciamo così, di rendersi conto di chi pensano che potrebbero essere stati dei ragazzi, una bravata, ma non per questo il fatto è meno grave, anzi. Naturalmente parlare di bravata può sembrare riduttivo, invece insomma sono fatti che comunque vanno a offendere la sensibilità di molte persone, quindi sono fatti che meritano attenzione. Noi ci trasformiamo in un volano, in un megafono per questa richiesta. Se qualcuno sa qualcosa o se qualcuno sa di avere delle colpe, si presenti all'amministrazione comunale, si presenti alla polizia locale, a qualcuno lo dica, e c'è la possibilità di parlarsi sempre, di chiarire, di capire il perché delle cose. Daniele, adesso noi dobbiamo andare avanti perché abbiamo anche la pubblicità in arrivo. Se ci sono altre notizie a Vicenza non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, vediamo che ci arriva la conferma che per ora non sono ancora disponibili i dati sull'emergenza Covid, ci sono solo quelli delle vaccinazioni che abbiamo visto poco fa, quindi in attesa dei dati dell'emergenza andiamo avanti, vediamo il punto della situazione per quanto concerne l'ULSS 6. Euganea. 293 nuovi contagi in 24 ore, ma la situazione dei ricoveri resta stabile nel Padovano, pur con numeri ancora elevati. Negli ospedali dell'USL Euganea sono un centinaio i pazienti ricoverati in area medica, 122 quelli in azienda ospedaliera, e di questi quasi la metà, ovvero 50 casi, sono i cosiddetti Covid per caso, ovvero pazienti che hanno scoperto di essere positivi durante un ricovero prima di un intervento o per altre patologie. Questi soggetti asintomatici che addirittura, come dire, scoprono di avere il virus per caso, appunto, e che appunto sono soggetti che non vanno a, come dire, pesare su quella che era appunto la terapia, eccetera. Però una volta che vengono ricoverte per altre cose pesano sull'organizzazione. Nelle terapie intensive e subintensive la quasi totalità dei ricoveri riguarda giovani adulti non vaccinati. Nelle terapie intensive dell'azienda ospedaliera, su 28 ricoveri, 23 pazienti sono Novax. Negli ospedali dell'USL
positive, su 20 in terapia intensiva, 15 non sono vaccinati. Da un paio di giorni l'azienda ospedaliera e l'USL stanno anche somministrando il nuovo farmaco antivirale che è in grado di ridurre del 30% l'ospedalizzazione. Viene applicata da parte l'indicazione del medico di base che valuta la situazione della persona e prescrive eventualmente quel tipo di farmaco che non è per tutti, è soprattutto per i soggetti che hanno delle patologie, il diabetico, l'iperteso e così via, l'immunodepresso, cioè persone che hanno delle patologie che in qualche maniera possono aggravare il decorso della patologia da Covid. Il Covid rientra anche nelle case di riposo della provincia di Padova con 135 ospiti e 142 operatori positivi, ma si tratta di soggetti asintomatici e vaccinati con terza dose. Nessuno di questi ospiti delle case di riposo ha richiesto l'ospedalizzazione. Quindi è una situazione radicalmente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Sul fronte scuola nel Padovano sono 172 le classi in quarantena. In questi ultimi giorni è diminuita purtroppo la vaccinazione tra i più piccoli. Per loro nei padiglioni 6 e 8 della Fiera di Padova sabato e domenica sono previsti 2 open day ad accesso libero. Nel frattempo l'84% dei padovani ha scelto la vaccinazione, di questi il 48% ha già fatto anche la terza dose. Allora, vaccinazioni, precauzioni possono aiutare, possono servire, i tamponi ci servono per capire come si sta muovendo Omicron, come si sta muovendo il Covid in questo periodo, ma la ricerca prosegue anche sul modo in cui si diffonde questa, non solo la variante ma in generale questa malattia. Vediamo. L'Università di Padova ha impiegato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, affiancato da fisici, studiosi italiani, austriaci e svedesi. Erano relativi a uno studio avviato nel 1934 e completato nel 1940, i dati sulla trasmissione aerea del virus che il gruppo ha aggiornato negli ultimi 2 anni, studiando la trasmissione del Covid-19 ed elaborando un modello di quantificazione del rischio contagio. La mascherina si rivela uno strumento efficace di protezione e i dati appena pubblicati sul Journal of the Royal Society Interface lo confermano. Senza mascherina, lo spray di goccioline infette emesse quando parliamo raggiungono una distanza di poco più di 1 metro, distanza che sale a 3 metri per un colpo di tosse e diventa di 7 metri in caso di uno starnuto. Le distanze cambiano a seconda dei livelli di umidità e temperatura, hanno evidenziato gli studiosi. Con un'umidità media relativa, ad esempio, un colpo di tosse con media carica virale contagia già a 2 metri, che diventano 3 se l'umidità aumenta, e infatti con il caldo il rischio di contagio diminuisce. Tutto questo cala in modo drastico con l'uso della mascherina chirurgica e ancor di più FFP2, precisano gli scienziati, che abbatte il rischio contagio rendendolo trascurabile già a 1 metro di distanza, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dall'evento respiratorio. Informazioni importanti che vanno comunque un po' a confermare quello che si sapeva, ma per quanti avessero ancora dei dubbi. Queste sono le ricerche in corso. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Chiudiamo la pagina dedicata al Covid e apriamo quella della cronaca. Andiamo in provincia di Venezia, andiamo a Chioggia, dove il ritrovamento di cadaveri di madre e figlia ha veramente scosso la comunità. Ieri avete dato l'allarme? Sì, signora, al terzo piano ci siamo messi d'accordo tutti e abbiamo dato l'allarme. Questo perché? Perché era 2 o 3 giorni che non aprivano la porta, 3-4 anche. Nonostante i vicini di casa abbiano lanciato l'allarme, per madre e figlia non c'era più nulla da fare. Nadia Vianello, di 89 anni, e Barbara Voltolina, di 50 anni, erano decedute già da alcuni giorni, forse da 1 settimana o anche più. Ieri, attorno alle 14:30, la macabra scoperta. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta del condominio in via Isola Saloni, assieme alle forze dell'ordine e agli uomini del SUEM 118, hanno rinvenuto il corpo di Barbara riverso sul pavimento. La madre, Nadia, invece è stata ritrovata nel suo letto. Mi dispiace tanto perché erano 2 ragazze fantastiche.
La signora non si muoveva dal letto da molto tempo. Era un po' malata, aveva male in una gamba, non si muoveva, ecco. E la ragazza gli faceva compagnia. Anche questa mattina le indagini della polizia scientifica e dei medici legali non hanno avuto sosta. Insieme dovranno fare chiarezza su questa duplice morte. Nei corpi non risultano esserci segni di violenza, porte e finestre non sono state forzate. I vigili del fuoco escludono l'intossicazione da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. Da una prima ricostruzione sembra che la 50enne Barbara si sia sentita male, sia caduta e abbia violentemente battuto la testa perdendo la vita, mentre la madre sia morta successivamente di stenti. È un'ipotesi, solo l'autopsia disposta dal pubblico ministero potrà riuscire a far luce sulla causa della loro morte. Le due donne vivevano nel più stretto riservo, non avevano rapporti con il vicinato né con i condomini. La figlia usciva di rado per fare la spesa. Un po' chiuse, sì, quello sì. Però non si poteva fare altrimenti perché non riusciva mai a accettare le cose che dicevamo, che aiutavamo, che tante cose. Siamo andati anche a parlare con il sindaco di Chioggia per capire l'eventuale coinvolgimento nella cura, nella gestione di queste persone da parte dei servizi sociali. Ovviamente sono notizie che scuotono, ecco, la nostra città. Io adesso farò delle verifiche chiaramente con i servizi comunali, con i servizi sociali. Non conoscevo queste due signore, almeno così dai nomi mi sembra di non conoscerle, però sembra quasi che sia una situazione anche di solitudine, ecco. Poi io non voglio entrare nel merito, chiaramente io esprimo le condoglianze alla famiglia, ai familiari. Sconcerto e incredulità a Chioggia per la morte di Nadia e Barbara, una morte difficile da capire perché da tempo il disagio sociale della famiglia in questione è stato più volte sottoposto all'attenzione dei servizi sociali a partire dal 2017, anche grazie a segnalazioni anonime. A confermarlo anche l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangona. Madre e figlia però avevano rifiutato ogni aiuto. L'unico sostentamento era la pensione dell'anziana 89enne, visto che Barbara non lavorava da diverso tempo. Per il sindaco avvenimenti di questa portata non dovrebbero mai accadere. Io invito sempre tutti i cittadini che, qualora ci siano delle problematiche familiari, di rivolgersi comunque ai servizi sociali, perché le situazioni devono essere a conoscenza tanto più dell'amministrazione comunale, ma comunque dei servizi sociali che lavorano proprio per risolvere delle problematiche che possono iniziare all'interno di ogni famiglia. Familiari e conoscenti, anche i vicini di casa, sono chiamati ad intervenire in situazioni di famiglie o di persone in difficoltà di cui sono a conoscenza. I servizi sociali del comune si erano anche attivati? Ovviamente allertati i servizi sociali si attivano per capire quali sono le problematiche e poi per intervenire nel migliore dei modi, insomma. Però sembra che qualche difficoltà di dialogo tra servizi sociali e la famiglia ci sia stato, ecco. Quindi andremo a fare comunque verificare queste situazioni che sono comunque spiacevoli, ecco, che rattristano la nostra città e la nostra comunità. Ancora cronaca, ma ci spostiamo nel bellunese adesso. Una morte assurda, quella di Ivan Gaio, 52 anni. Nel piccolo laboratorio di Via Fosse, a Feltre, dove il suocero faceva ancora qualche lavoretto di falegnameria e in cui riparava la sua autovettura, per cause ancora da definire sono divampate le fiamme. L'uomo è accorso e per cercare di domare l'incendio è entrato nello stabile pieno di fumo, dove sarebbe voluto entrare anche il suocero, lì presente, trattenuto invece all'esterno. È stato un incendio in un laboratorio di falegnameria, ma a livello dilettantistico hobbistico, nel quale è rimasto coinvolta una persona che, avvisata che c'erano le fiamme nel suo laboratorio, ha cercato di entrare evidentemente per vedere se poteva fare qualcosa, e però purtroppo non è riuscito ad uscirci da solo, e quando siamo intervenuti ne abbiamo individuato il corpo. L'uomo, che lascia la moglie e 2 figli, è stato verosimilmente stordito e forse anche ucciso proprio dal densissimo fumo. La chiamata ai vigili del fuoco era arrivata poco dopo mezzogiorno, ma le squadre di Feltre stavano operando a Santa Giustina. Sono quindi intervenuti per primi i vigili del fuoco di Belluno e quelli di Montebelluna, oltre poi a quelli di Feltre. Sono stati impiegati una ventina di uomini,
cui sono aggiunte le forze dell'ordine e una decina di mezzi. Purtroppo per Ivan Gaio non c'era più nulla da fare e tra chi è giunto sul luogo per portare le transenne richieste come fosse un operaio qualunque, anche l'assessore comunale alla protezione civile. Non ci sono parole, ovviamente, quando si perde una vita umana c'è sempre qualcosa che non funziona. Ogni buon conto abbiamo cercato di fare tutto il possibile con le forze dell'ordine, adesso siamo qua a mettere in sicurezza la zona e non posso aggiungere altro. Insomma. Le persone che gravitano nello stabile di quello che era il mobilificio Samson del suocero e che ora ospita un'associazione, una palestra, un negozio, si sono immediatamente strette intorno alla moglie della vittima, colpita drammaticamente da una tragedia così assurda. A Tezze, sul Brenta, nel Bassanese, un corpo è stato trovato all'interno di una macchina in fiamme. Trovata un'auto in fiamme con un corpo al suo interno questa mattina intorno alle 5 fuori del parcheggio del centro anziani di Granella di Tezze sul Brenta in via Los. Si tratta del cadavere di un uomo conosciuto dalla comunità di Tezze che lavorava come collaboratore scolastico in paese da dove risiedeva dal 1991. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti che è ancora in fase di analisi, ma in merito è voluto intervenire il sindaco Luigi Pellanda. Esprimo alla famiglia, ai figli, alla moglie, le mie più sincere condoglianze e anche da parte di tutta l'amministrazione. Fatti di questo genere sconvolgono la vita delle nostre comunità. Ecco, è un dispiacere enorme. La persona era attualmente impegnata presso la scuola media e l'istituto comprensivo di Tezze con la funzione di bidello e non sappiamo assolutamente cosa sia effettivamente successo, aspettiamo di capire e di avere informazioni più precise. Ancora cronaca, ma andiamo nel veneziano dove un croupier di un noto casinò è stato trovato con 28.000 euro di fish in tasca. Mi si è spento il cervello, ho visto come mille altre volte quelle fish sul tavolo e mi ha colto un momento di follia. Così ne ho preso una manciata, cosa che non mi era mai capitata prima. So di aver sbagliato e perderò il posto di lavoro, come è giusto che sia. Così Enrico Gianolla, senza troppi giri di parole, croupier di 52 anni, dipendente del Casinò Municipale di Venezia e anche delegato della CISL, in passato dal 2010 al 2015 giunto a Orsoni consigliere comunale, ha commentato il suo raptus di follia. Giovedì sera verso le 23:30 a Canoghera era in servizio ed è stato ripreso tra i tavoli verdi dalle telecamere mentre con un repentino gesto si metteva in tasca una manciata di fish. Sul posto, interpellata dal servizio ispettivo interno, è arrivata così una pattuglia dei volanti della Polizia di Stato. Le fish, come hanno accertato gli agenti, erano del valore di 1.000 euro ciascuna per un importo complessivo di circa 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto e anche l'azienda ha ora 90 giorni di tempo per presentare una sua denuncia. Il dipendente rischia la perdita del posto di lavoro e anche un processo penale. Saliamo ora in altopiano dei 7 comuni, dove il problema dei lupi sta mettendo a dura prova la pazienza, ma anche la sicurezza, secondo alcuni dei residenti. Qualche giorno fa è stato sbranato un cane, una femmina di setter, a pochi metri dalle case. Abbiamo sentito il proprietario dell'animale. La triste storia di Mina, la cucciola di setter sbranata viva dai lupi nella zona del Caberlaba ad Asiago, ha fatto il giro del web. Luca Bortoli, il proprietario del cane, è ancora scosso e impaurito per quello che è successo a pochi metri da casa sua. È lui stesso a raccontarci quegli attimi di sgomento. Come tutte le mattine vado per sfarmarli, dargli l'acqua eccetera eccetera e vedo una macchia del sangue nel prato a 20 metri dal recinto, a 25 dai a casa, quindi 30 metri massimo insomma. E guardo nei box, manca la cagnetta giovane. Orco cane, sono subito così, guardo meglio nel prato, vedo una saima insomma e subito ho pensato questi sono stati gli lupi. Sono cose che non dovrebbero succedere perché principalmente io ci tengo molto ai miei cani. La paura è anche ripensare al rischio corso da sua figlia. La mia figlia gioca
a 10 metri dal recinto, capisce? Sei sempre chi va là. In altopiano sono spariti e continuano a sparire molti cani e altri animali domestici che diventano cibo per i lupi affamati. Questa mattina alle 7:15 erano ancora qua 2 lupi, a 25 metri da casa. Non è una situazione tanto rilassante, insomma, sono sempre sul chi va là, perché è un attimo qua che succede la disgrazia, e le affame fanno brutti scherzi purtroppo. Restiamo in tema di animali selvatici, perché il mondo mondo agricolo, il mondo degli allevatori lancia l'allarme per la peste suina che sarebbe portata dai cinghiali. Da molto tempo noi come Coldiretti siamo andati anche sulle piazze a manifestare per un'azione contro i cinghiali che purtroppo continuano a invadere il territorio e sono i primi trasmettitori della malattia. Il Veneto rischia una grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della peste suina africana attraverso i cinghiali, che stanno creando grossi problemi non solo alle coltivazioni ma anche alle altre specie suine. Ci devono essere delle linee guida come sono già state fatte a livello nazionale, anche a livello regionale, uguale un po' per tutte le province, in modo da mettere in sicurezza soprattutto gli allevamenti che il più delle volte magari esportano anche il prodotto. La peste suina africana, che al momento non sembra trasmissibile agli esseri umani, preoccupa molto gli allevatori, che stanno adottando tutte le misure necessarie a livello sanitario per fermare il propagarsi della malattia in Veneto. A breve partirà una richiesta per un coordinamento a livello regionale, in modo che siamo tutti allineati e sappiamo come dobbiamo comportarci. Ma ci sono anche altri problemi che i cinghiali stanno recando al territorio dell'altopiano. È un problema effettivo ambientale, perché fin tanto che è bel tempo e siamo tutti contenti, ma quando inizia a piovere, se su terreni danneggiati dai cinghiali, avremo sicuramente degli smottamenti, per cui anche oltre a un problema ambientale anche un problema economico per sistemare. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le ultime notizie dal Veneto anche oggi, e vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui, e vi auguriamo un buon pomeriggio.